Gara bagnata, gara fortunata. La sesta edizione della Belluno Feltre Run ha incoronato con il nuovo primato della corsa Hicham El Barouki. 34 anni, marocchino d'adozione torinese, El Barouki ha chiuso i 30 km lungo le strade della Val Belluna in 1 ora 35 minuti e 15 secondi, cancellando dopo 3 anni il record di Burifa. Appena 3 settimane fa El Barouki si era aggiudicato la Placenzia Marathon, ma la Belluno Feltre Run ha dimostrato di aver recuperato le energie in fretta. Prima volta che è venuto, mi piace questa gara. Io ho chiamato Alessandro perché lui è mio amico e è venuto per vincere e basta, non cercare per arrivato secondo, terzo, io partito per vincere. Alle sue spalle Benazouz Slimani, anch'egli sceso sotto il vecchio primato. Terzo un altro marocchino, Khalid Gallab. Ai piedi del podio il trevigiano Fabio Bernardi della Silca Ultralight, cui è andato il titolo veneto assoluto. Ritirato invece al 17° chilometro uno dei favoriti, Said Boudalia, presentatosi al via in imperfette condizioni fisiche. Per lui niente tris dopo i successi del 2011 e 2012. Sono contento di essermi qui e comunque siamo riusciti a fare io con mio amico Barouki Hicham, che siamo riusciti a fare un nuovo record insieme. Siamo contenti e così abbiamo un'idea per le prossime gare, soprattutto la maratona. I 30 km della Belluno Feltre sono un banco di prova perfetto per chi cerca il ritmo maratona, e di maratoneti se ne sono visti moltissimi, anche nella gara per diversamente abili. C'era anche il grande Carlo Durante, oro alle Paralimpiadi di Barcellona, argento ad Atlanta e bronzo a Sydney. È una corsa mitica alla quale cerco di non mancare mai, anche se oggi sono un po' stanco perché non ho ancora recuperato tutta la maratona di Treviso, e poi fra 15 giorni, il 7 aprile, siamo a Parigi a fare Parigi, quindi oggi ho cercato di limitare i danni. Comunque è una corsa sempre bella, affascinante. Un grazie a chi l'ha organizzata e anche al pubblico. Fra le donne, Giovanna Ricotta ha concesso il bis, confermandosi sul gradino più alto del podio dopo la vittoria dell'anno scorso. L'infermiera padovana, tesserata per un club rodigino, l'Atletica Salcus, ha così vinto anche il titolo veneto assoluto. Sul secondo gradino del podio, a 23 secondi, l'emiliana Laura Ricci, rimasta in compagnia della Ricotta sino alla salita di Busche. Terza la slovena Fortin. Come al solito bellissima, il percorso è stupendo, la gara vola, io sto abbastanza bene, non come l'anno scorso, però dai, insomma, sono contenta. Avevo molta paura perché, non conoscendola dall'altimetria che avevo guardato attentamente, mi sembrava anche più dura. Quindi la temevo un po', poi comunque i chilometri cominciano a farsi sentire perché hai già 23-24 km sulle gambe, però non ho rimpianti. Giovanna ha fatto una bella gara, sono contenta anche della mia, il percorso bellissimo, complimenti all'organizzazione perché è meraviglioso, bellissimo. Dalla partenza di Belluno agli ordini del sindaco Jacopo Massaro all'arrivo di Feltre, la Belluno Feltre ha toccato ben 7 comuni, valorizzando, nonostante il maltempo, lo splendido territorio della Val Belluna. A Feltre, ad applaudire all'arrivo, un podista doc. La corsa è il mio sport e Johnny Schiaveni, che è l'organizzatore e il patrono di questa manifestazione, è stato peraltro il mio allenatore per tanti anni di mezzo fondo. Feltre è una città che ha parecchie manifestazioni che gravitano intorno allo sport e che sono di rilievo regionale e nazionale. Questa è la prima, apre la stagione, e dopodiché abbiamo la Gran Fondo Campagnolo e il Giro delle Mura. Quindi Feltre è città di sport. La Belluno Feltre è sentita molto qui a Belluno. Unisce le due città principali, Belluno e Feltre, che sono le più grosse della nostra provincia. Attraversano i 7 comuni, abbiamo oltre 650 volontari che ci danno una mano, la sentono in modo particolare perché poi si chiude anche una provinciale, si chiude una delle delle arterie più grosse di Belluno e quindi senza traffico in questa situazione è molto bello. Numeri importanti per una kermesse che ha offerto ad ogni partecipante la possibilità di misurarsi con la propria gara.
dalla competitiva alla non competitiva, dalle staffette alle gare per diversamente abili, passando per il Nordic Walking ed un'attività a scopo benefico. Abbiamo ideato 2 nuovi eventi, la prima 6 ore di Nordic Walking che è andata in scena ieri e poi un'altra non competitiva per beneficenza, una gara di 4 km nella cittadina storica e lì era tutto il devoluto, tutto il ricavato lo davamo a 2 associazioni che lavorano sul territorio e sono AISLA e Mano Amica, che lavorano per i malati terminali e per i malati di SLA. Gli atleti apprezzano sicuramente questa macchina perché naturalmente loro vedono lungo il percorso un'assistenza continua, non manca mai un suggerimento, non manca mai un aiuto per quelli che corrono. Lo staff della Belluno Feltre Run è ben collaudato e copre in maniera capillare l'intero percorso. Abbiamo circa 600 collaboratori dislocati su tutto il percorso e abbiamo anche una macchina per quanto riguarda l'assistenza sul percorso, assistenza sanitaria di circa 35-40 collaboratori con medici e infermieri eccetera. Bilancio positivo perché calcolando che abbiamo questo tempo oggi, per la prima volta in 6 anni che organizziamo questo evento, abbiamo alla fine fra tutti gli eventi organizzato circa 1400-1500 concorrenti. Molto bene, stiamo lavorando bene, gli atleti vedo, li chiamo e gli chiedo come va e molto bello, sono contenti perché come sempre trovano una organizzazione all'altezza dell'evento. Volevo ringraziare innanzitutto tutti i collaboratori che hanno aiutato questa manifestazione e che hanno svolto un grande lavoro all'interno di questa manifestazione. Grazie a tutti. Fra i molti arrivati sotto la leggera pioggia di Feltre, molti volti noti, ma anche alcuni neofiti. Fra i più curiosi c'era anche la giornalista del Gazzettino Monica Rosso, che ha vinto la propria scommessa personale. L'ho preparata in 2 mesi circa e ho seguito gli allenamenti di Johnny Schevenin e ho detto vabbè ci provo, non sono tanto forte ma insomma in qualche modo proviamo a vedere se riesco a farla e sono arrivata. Sono contenta, pensavo peggio francamente, l'ho presa anche abbastanza tranquilla ed è andata bene dai. Alla Belluno Feltre ce n'è per tutti i gusti, questo è quello che viene offerto ad ogni atleta. Come la Treviso Marathon è molto sentita, il territorio lo sente, il pubblico e quindi l'incitamento, trova la musica, l'organizzazione, trova tutta la dimensione da atleta, tutto quello che serve per fare una 30 km che comunque è una gara impegnativa. Lavoriamo così che lavoriamo bene, l'importante è lavorare per far sì che l'atleta quando viene a Belluno si senta coccolato in tutto, noi facciamo il massimo per questo.